parte appunto di fatto in seconda fila, gli altri sono tutti su di una linea a lottare per il comando. Si ritrae Gladiator Lux, per il resto lotta violentissima con Leroux che cerca di scavalcare Nico Di Jesolo che si ritrae e Oscar ATC che invece mantiene o vuole mantenere testa e corda, però davanti al paletto di 200 in 13,9 ci va Leroux che tiene di fuori Orca Loca e probabilmente Oxian B. C'è lotta violentissima per il comando per tutta la prima curva. Orca Loca cerca di scavalcare l'iniziale leader, quarto di apertura in 29,3. E posizioni che ancora non sono delineate perché Oxian B scavalca a propria volta Orca Loca, però i 600 sono sicuramente veloci. La risalita esterna in terza ruota di Oregon B che cerca di scavalcare Gladiator Lux, Nico Di Jesolo che non ha trovato posto allo steccato e va a prendere o si trova comunque in terza per gli esterni. Intanto Matteo Zaccherini con Oxian B è andato davanti e per il momento tiene abbastanza andatura. Ancora 29,5 di quarto ufficiale, col cronometrista che ringraziamo ovviamente della sua preziosa collaborazione. Oregon B che arriva in vista del chilometro al sediolo di Oxian che tiene andatura, si gira a controllare la stazione il guidatore al comando, posizioni che non cambiano in direzione di lui. Leroux, poi c'è l'errore di Oscar ATC che coinvolge Nico Di Jesolo che tentava la risalita, gruppo che si è sfaldato perché ha perso un paio di unità, cerca di entrare in scena anche Manolio, ZS ma galoppa pure lui, quarto nettamente rallentato, 32 frazioni. Intanto Oregon che è passato sul calo nettissimo di Oxian B, prova a seguirlo Gladiator Lux, cerca di svincolarsi anche Leroux che è rimasto intruppato in un cross che ne ha tolti di mezzo due, addirittura arrivo. Oregon B è in netto vantaggio, per il momento è netto secondo Gladiator ma sta calando, la rimonta esterna di Leroux che può fare solo il terzo posto.